questa iniziativa del caffè sospeso, ovvero che chi va nella città di Treviso a prendere un caffè può lasciare un caffè pagato a una persona affetta da demenza e noi dell'ISRA garantiamo che quel caffè sarà effettivamente bevuto da loro, dai familiari, dagli operatori, insomma li facciamo uscire dalle case e dalle nostri istituti. Ma c'è qualcosa in più per l'appunto. Andiamo per strada a rompere le scatole ai cittadini e a far finta di conoscere il cittadino. Diciamo ciao, come stai, come stai? E il cittadino dice non si ricorda, no? E allora dopo qualche secondo per non imbarazzare, non infastidire, diamo un volantino dove diciamo al cittadino è così che si sente la persona affetta da demenza, cioè vogliamo che i cittadini vengano colpiti anche emotivamente da questa cosa, da questo problema della memoria che è il primo danno diciamo provocato dalla demenza e in qualche maniera, come dire, recuperino un po' di buona volontà e si sensibilizzino insomma a questa malattia.